Ciao, ti do il benvenuto su mattoscacco.com. Oggi vediamo come poter inserire un nostro articolo all'interno di questo sito. Come puoi vedere nella barra menu è stata aggiunta una nuova funzione, scrivi. In questo modo sarà possibile pubblicare dei tuoi articoli. Vediamo come si fa. Allora, all'interno di questa pagina vuoi collaborare con noi? Allora registrati e scrivi un articolo. Fai clic su registrati e verrai rindirizzato in questa pagina dove dovrai scegliere un tuo nickname e una tua email e infine fare clic su registrati. Attenzione però che devi scegliere un'email valida poiché per email ti verrà recapitato la tua password con la quale poi potrai accedere al sito. Una volta che ti è arrivata per email la password, fai clic su login, ti viene sempre dato il link per il login sempre nell'email e a questo punto devi aggiungere i tuoi dati, quindi la tua username e la tua password. Fai clic su login per entrare all'interno del sito. Ok, ora siamo all'interno della dashboard della bacheca di mattoscacco.com. Che cosa abbiamo? Abbiamo i tools, abbiamo il profilo. Facendo clic sul profilo possiamo andare a modificare alcune cose del nostro pannello. Per esempio noi la schermata la vogliamo blu e non grigia. Possiamo cambiare il nostro nome e soprattutto possiamo cambiare la password, poiché quella che ti viene data è una password automatica e piuttosto difficile da ricordare. Facciamo clic su Update per modificare e questo è il nostro nuovo profilo. Poi possiamo vedere i commenti degli utenti, non possiamo modificarli né editarli né approvarli. E poi c'è la sezione post. Aprendola possiamo vedere all post, ovvero tutti i post, tutti gli articoli nostri pubblicati e draft ovviamente quelli anche nelle bozze e poi possiamo fare aggiungi nuovo articolo, add new. Perfetto, questo qui è la nostra schermata di lavoro. Qui sopra dovremo mettere il titolo, che ne so, l'articolo difesa siciliana. Ok. Qui sotto invece, come in Word, dobbiamo proprio inserire il testo. Benvenuto in questo articolo. Sto scrivendo malissimo perché sono con una mano, insomma, punti, eccetera, eccetera. Del testo qui che cosa puoi fare? Puoi ovviamente utilizzare il bold, ovvero il grassetto, puoi sottolineare alcune parti, puoi cambiare il colore del testo, puoi mettere il rosso, puoi cambiare anche la grandezza del testo, quindi puoi fare tutto quello che vuoi, un po' come veramente Word. Se non ti dovesse comparire questa seconda riga, devi fare clic su questo pulsante. Ok, quindi qui puoi editare tutto il tuo testo. Tuttavia, non puoi inserire immagini, però puoi inserire diagrammi e PGN. Adesso vediamo come fare. Se tu all'interno di un articolo scrivi io ho giocato la mossa E4, il mio avversario ha giocato la mossa E5, un lettore poco esperto ha difficoltà a capire di cosa stai parlando, però se metti un PGN diventa molto semplice. Per esempio, se ora noi scriviamo 1 e 4 e 5, 2, che ne so, NF3, mi raccomando, ricordati di scriverla in inglese la notazione. N sta per cavallo, F6, ok. A questo punto facciamo clic su preview per vedere l'anteprima dell'articolo, come comparirà. E questo è il nostro articolo. Benvenuto in questo articolo. Ok. Come vedi però, così o un utente ha la scacchiera davanti per poter riportare le mosse, altrimenti ha difficoltà a capire. Per rendere tutto più semplice in questo contesto, non devi fare altro che racchiudere questo codice, diciamo questa scrittura, in mezzo ad un codice. Quindi se inserisci tag PGN, quindi apri parentesi quadra, PGN, sia all'inizio che alla fine. Alla fine però, quindi aperta quadra slash, perché il codice si conclude, PGN chiusa quadra. A questo punto andiamo sempre su preview per vedere l'anteprima del nostro articolo e vediamo questa volta come la situazione è cambiata. Adesso ci comparirà il nostro bello schemino dove possiamo scorrere e andare avanti nella partita. Attenzione però che se utilizzi la notazione italiana questo non sarà possibile. Per esempio cavallo anziché N,
non verrà visualizzato, anzi verrà dato errore appunto alla seconda mossa, quindi è importante scrivere in inglese. Altra cosa importante per poter aiutare il lettore a capire meglio è poter inserire proprio un diagramma di quello che sta succedendo. Non è detto che la partita inizi per forza dall'inizio, quindi puoi inserire un diagramma della partita che è già avanzata. Per esempio, andiamo su www.chess-videos.tv/chess-diagram-generator.php e verremo reindirizzati in questa pagina dove ci sarà possibile generare dei diagrammi. Questa è la posizione iniziale, dove la possiamo cambiare e fare tutto quello che ci pare e piace. Tuttavia, se noi dobbiamo inserire una situazione già avanzata, facciamo clic su Clear Board e prendere i pezzi a lato e inserirli. Mettiamo caso che noi vogliamo inserire questa situazione all'interno del nostro articolo. Perfetto. A questo punto scegliamo a chi tocca la mossa, se al bianco o al nero, scegliamo la grandezza del diagramma. Ok, facciamo clic su Generate Diagram. Ok, ora abbiamo un bel po' di codici che ci sono stati rilasciati. Il quale dobbiamo utilizzare? Questo qui, il codice HTML da inserire all'interno del nostro blog. Ok? Quindi copiamo questo codice, quindi CTRL C o copia tranquillamente, andare quindi in matto scacco e ora attenzione, dobbiamo copiare il codice all'interno dell'HTML. Ora siamo in modalità visuale. Però la modalità visuale può passare a modalità HTML, ok? Visual e HTML. Andiamo nella modalità HTML per poter inserire appunto il nostro codice. Facciamo CTRL V o semplicemente incolla per poter appunto inserire il codice. Ritorniamo su Visual e abbiamo il nostro diagramma che è stato inserito. Facciamo clic su Preview per vedere sempre come esce il nostro articolo e possiamo vedere che esce molto carino così, ok? A questo punto non devi fare altro che continuare a scrivere il tuo articolo dove vuoi, puoi passare anche nell'HTML se ti viene più semplice, eccetera eccetera. Qui puoi scrivere tutto quello che vuoi, vai a capo e continui con il tuo testo. A questo punto, quando hai finito di scrivere il tuo testo, mi raccomando, guarda sempre la preview perché è sempre diversa da come tu la vedi. A questo punto devi inserire la categoria, metti che stai parlando di un'apertura, fai clic su aperture, i tags, quindi se è difesa siciliana scriviamo difesa siciliana, sicuramente ci apparirà perché è un tag che ho già utilizzato io, fai clic su add per aggiungere. Ok, a questo punto l'immagine ci penso io, non ti preoccupare, e per pubblicare l'articolo lo devi prima mandare in revisione, quindi l'articolo verrà prima revisionato da me per far sì che la formattazione sia identica a tutti gli altri articoli in modo tale da creare qualcosa di bello ordinato. Quindi submit for review. A questo punto il tuo post è andato in moderazione. Nel giro di massimo una settimana lo vedrai pubblicato all'interno del sito.